Praga ecologica, la capitale ceca all'avanguardia nei progetti per l'edilizia e il trasporto pubblico rispettosi dell'ambiente. In Polonia, dove sono rifugiati migliaia di ucraini, le autorità stanno organizzando scuole speciali per i figli dei profughi. Il futuro del Kosovo, l'industria digitale, le innovazioni e le start-up che assicurano un futuro alla giovane nazione balcanica. Graz, la capitale della Stiria, finanzia giovani artisti e investe nell'arte moderna per attirare turisti da ogni parte del mondo. Un gruppo di giovani ricercatori e giornalisti pubblica guide turistiche degli stati scomparsi. Il volume sulla Serenissima è un best seller. L'aumento delle bollette del gas e dell'elettricità non preoccupa la città di Praga. Mentre le amministrazioni comunali di tutto il mondo si affannano a incrementare l'autosufficienza energetica, la capitale ceca ha già puntato tutto sulla trasformazione verde. Poco lontano dal centro fervono i lavori per aumentare l'efficienza energetica dei vecchi edifici. Le piazze si riempiono di alberi e sono molti i cittadini che non usano quasi più la macchina per gli spostamenti. Per il sindaco Zdenek Rzhib, la lotta alla crisi climatica è l'impegno numero 1. Il partito pirata a cui appartiene ha infatti l'ecologia tra i punti fondamentali del programma. Incontriamo Rzhib nel palazzo del comune di Praga, dove lavora circondato da uno staff di giovanissimi. Eletto nel 2018, il suo mandato è in scadenza. Pochi giorni dopo la nomina ha firmato il patto che prevede di ridurre del 45% le emissioni di anidride carbonica della città entro il 2030. Abbiamo subito spiegato ai cittadini che non si parla solo di clima, di riduzione delle emissioni, ma anche di autosufficienza energetica e di combattere l'inquinamento dell'aria, che significa avere meno malattie come l'asma dei bambini. Oggi, con la guerra in Ucraina e i prezzi del gas e dell'elettricità che stanno salendo, è positivo aver già pronto questo piano. Abbiamo molti vantaggi, ma anche molto lavoro da fare. Le misure adottate riguardano innanzitutto le abitazioni, pannelli solari, tetti e facciate verdi per assorbire l'acqua piovana e ridurre gli allagamenti nelle strade. Un sistema di pompe di calore consentirà di produrre energia dalle acque reflue e assicurare così il riscaldamento al 30% delle famiglie. Un impianto di biogas cittadino produrrà biometano dai rifiuti organici che andrà a sostituire il gas prodotto da fonti fossili. L'intera Praga diventerà un'unica comunità energetica rinnovabile, dove sarà messa in comune la produzione e il consumo di energia pulita. Inoltre, 500.000 di alberi sono stati piantati con l'obiettivo di rendere più fresca la città, dove le temperature in estate diventano ogni anno più alte. In fermento anche il settore della mobilità sostenibile. L'abbonamento al trasporto pubblico costa al cittadino l'equivalente di 150 euro all'anno, a fronte di un salario medio mensile lordo di circa 1.600 euro. I tram circolano di continuo, la quarta linea della metropolitana è in fase di costruzione. Nel centro tutti i parcheggi sono a pagamento, mentre le aree pedonali sono in crescita. Ci stiamo concentrando anche sulle corsie preferenziali, in modo che i trasporti pubblici siano veloci quanto le macchine e le persone siano motivate a lasciare l'auto a casa. A parte questo, vorremmo concentrarci sulla città dei 15 minuti, che significa che tutti dovranno poter raggiungere i principali servizi a piedi in un quarto d'ora. È una sfida impegnativa per noi, perché Praga è monocentrica, non ci sono abbastanza piccoli centri attorno alla città per il momento. Per i cittadini resta ancora molto da fare. Vorrei più spazi per fare sport in città e più zone pedonali anche lontano dal centro. Nelle periferie ci sono troppe strade trafficate. Credo che i trasporti pubblici siano molto buoni, ma c'è un problema: la mancanza di percorsi per le biciclette. In questo Praga potrebbe fare di più nei prossimi 5 o 10 anni. All'inizio è stato difficile perché era un ambiente nuovo per tutti, per i ragazzi, per gli insegnanti. Non ci conoscevamo per niente, eravamo completi estranei da diverse parti dell'Ucraina.
Siamo a Varsavia, ma è quasi come se fossimo in una scuola di Mariupol, Kherson o Zaporizhia, luoghi segnati su una mappa appesa in bacheca da cui provengono i 260 iscritti di età compresa tra i 6 e i 17 anni. L'insegnamento è in lingua ucraina con alcune lezioni aggiuntive di polacco. Il titolo di studio è riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione di Kiev. Un istituto nato a poche settimane dall'inizio dell'invasione russa per rispondere alle esigenze dei tanti profughi che si erano riversati in Polonia. Pensavamo che la scuola sarebbe rimasta aperta solo per 3 mesi. L'obiettivo era arrivare all'estate e offrire agli alunni la certificazione di completamento dell'anno. Una certificazione ucraina, questo era cruciale. Ma dopo aver capito che la guerra non sarebbe durata poco, abbiamo deciso di sottoporre un questionario a genitori e insegnanti. Al 90% hanno risposto sì, il prossimo anno abbiamo ancora bisogno di questa scuola. La scuola è frequentata da minori che sono in Polonia quasi sempre solo con la madre, tutt'al più con fratelli o sorelle. Lo sradicamento dalla propria vita, dai propri affetti, è uno dei traumi su cui lavorano le 3 psicologhe dell'istituto. I bambini sentono la mancanza dei loro cari, non solo l'assenza del padre, ma anche dei nonni. In molti casi si viveva in famiglie estese, in cui tutti i membri partecipavano alla vita quotidiana. Ma il principale obiettivo della scuola è dare sostegno ai piccoli, ed è quello che gli insegnanti e gli psicologi fanno. Inoltre, lavoriamo anche con le madri degli alunni che sono qui da sole. Alcuni padri stanno combattendo. In un caso la scuola ha dovuto gestire la morte di un papà al fronte. Le psicologhe stesse sono profughe, così come la gran parte del personale, quasi totalmente femminile. Le docenti sono 25. Alina è una di loro, insegna inglese. In realtà pensavo che sarebbe durato tutto 2-3 settimane, al massimo un mese. Non volevo stabilirmi qui, non cercavo un lavoro. Ma poi si è aperta questa possibilità e ho deciso di rendermi utile. I bambini qui hanno sofferto non solo come ucraini, ma anche per le conseguenze del Covid. Non sono andati a scuola per un lungo periodo. Volevo aiutare perché è necessario che i ragazzi imparino bene la lingua inglese. La scuola è finanziata da fondi privati e ha dietro le spalle associazioni cattoliche e di sostegno ai profughi. Molte madri ucraine a Varsavia vorrebbero iscrivere 1 o più figli qui, ma i posti a disposizione non bastano per soddisfare tutte le richieste. Il sistema scolastico polacco ha avuto difficoltà ad accogliere numerosi bambini ucraini. Si stima siano 20.000 solo a Varsavia, difficoltà che non si presentano in questo contesto. Qui gli alunni e le insegnanti hanno l'opportunità di sentirsi nella loro comunità, una comunità al sicuro, come se fossero a casa. Sono stati portati via dalle loro famiglie, dalle loro scuole, dal loro paese, dalla loro lingua e dalla loro cultura. Questa scuola è come una piccola Ucraina. Ovviamente siamo in Polonia, non vogliamo separarli dalla realtà, ma è tutto più facile per loro così, dopo i traumi subiti. In questa palazzina a Polaz, piccolo villaggio di poco meno di 3.000 abitanti nel Kosovo centrale, c'è la sede di un'azienda che produce tè e infusi a base di frutti di bosco e piante medicinali. È stata fondata da 2 sorelle, Blerinda e Ernita Veliu, e una costola dell'impresa agricola di famiglia. È una start-up che portano avanti insieme con i loro percorsi di studio post-universitario, Blerinda negli Stati Uniti, Arnita, che ci accoglie a Polaz, all'Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari. Sin da piccole io e mia sorella raccoglievamo frutti selvatici e piante medicinali, prodotti che per molto tempo sono stati esportati in altri luoghi come materie prime. L'idea che ci è venuta è stata quella di proporli anche qui in Kosovo come prodotto finale per far conoscere a tutti l'importanza dei prodotti che questo paese può offrire. I loro prodotti sono quindi destinati principalmente al mercato locale e vengono esposti in fiere internazionali.
e il marchio ha partecipato anche alla Green Startup Fair, la fiera delle start-up verdi dell'Innovation Center Kosovo, ICK, il principale centro della capitale Pristina dedicato all'imprenditoria giovanile. È tempo di festeggiare all'ICK perché nel 2022 ha celebrato i primi 10 anni di attività, 10 anni in cui sono state ospitate attraverso percorsi di incubazione, formazione o negli spazi dedicati al coworking oltre 500 start-up. Uranik Begu è il direttore esecutivo e cofondatore. This is a startup hub trying to bring a new economic profile of Kosovo. Qui all'Innovation Center Kosovo cerchiamo di dare un nuovo profilo economico al paese e di sfruttare il potenziale dei suoi giovani. Attraverso la creazione di nuove realtà tecnologiche, il nostro obiettivo è rendere il Kosovo un paese attraente per le start-up e attrarre giovani imprenditori dall'estero. Qui c'è entusiasmo, voglia di rischiare e voglia di cogliere le opportunità. Nello spazio per il coworking incontriamo Ardi Meisini. Dopo aver studiato in Inghilterra, oggi è il referente per il Kosovo per una società che ha base a Washington e lavora principalmente con ONG internazionali. Offriamo comunicazione, gestione finanziaria e sviluppo software a clienti in tutto il mondo. Ma ci sono start-up non solo tecnologiche. Alan Hue, francese, con il suo socio e connazionale Quentin Villon, ha fondato un'agenzia di viaggi che offre pacchetti culturali e sportivi nelle zone meno conosciute dei Balcani. Abbiamo cominciato nel 2018 come agenzia di viaggi culturali, poi ci siamo specializzati anche nello sport, con escursioni in bicicletta, camminate, attività su via ferrata. Da una clientela inizialmente francese siamo passati a ospiti provenienti un po' da tutta l'Europa e dagli Stati Uniti. Ci sono storie di successo, start-up tecnologiche che sono cresciute e hanno ottenuto finanziamenti milionari. Ma per la giornalista Giorgina Bami a mancare è il sostegno delle istituzioni locali. Negli ultimi 10 anni si è assistito a un enorme sviluppo del settore in Kosovo, ma senza un sostegno istituzionale e senza un quadro giuridico adeguato. Si è quindi basato principalmente sul talento individuale e sul supporto fornito dalle comunità internazionali. Anche quest'anno ha attirato oltre 50.000 visitatori il Festival dell'Autunno Stiriano, manifestazione di arte contemporanea che dal 1968 a Graz propone eventi da tutto il mondo scelti dalla storica dell'arte russa Ekaterina Degot. Tema di questa edizione: una guerra in lontananza. La guerra in Ucraina è abbastanza vicina, ma non volevamo parlare della guerra in sé, quanto piuttosto di noi, che restiamo qui e continuiamo a pensare che la guerra sia distante, quando in realtà è davvero molto prossima. Ci sono sempre state guerre vicino a noi, come quella in Jugoslavia. Non ne parliamo in modo diretto, ma con lavori di arte moderna che affrontano il tema da diverse angolazioni. Tra i vari appuntamenti di rilievo, quello di apertura affidato al libanese Raed Yassin, intitolato La teatralità di una morte posposta, incentrato sulla rivisitazione di una parata teatrale di burattini svolta a Beirut negli anni '80, mentre infuriava la guerra civile libanese. Altro evento, la performance firmata dall'italiano Giacomo Veronesi con il titolo Uno spazio sicuro per corpi maschili, in cui l'artista collabora con un gruppo di uomini addestrati al servizio militare austriaco per approfondire la mutata percezione dell'uomo come corpo potenzialmente militarizzato in un contesto bellico in avvicinamento. Tutte iniziative in linea con la vocazione artistica della seconda città austriaca, inclusa nel patrimonio dell'umanità di UNESCO nel 2010 e capitale europea della cultura nel 2003, in cui ha sede il Museo Universale Joanneum, un complesso di cui dal 2003 fa parte anche la Kunsthaus Graz, museo dedicato all'allestimento di mostre di arte moderna.
Il suo edificio, ribattezzato l'Alieno Amichevole, è stato classificato come esempio di architettura blob, corrente di progettazione del primo decennio del XXI secolo, contraddistinta da geometrie di forme morbide. Rivestito da 1066 elementi di plexiglass, l'edificio intende segnare il superamento dalle case tradizionali cittadine coperte di tegole di cotto rosso e rafforza l'identità artistica urbana espressa anche dalla piattaforma galleggiante allestita sul fiume Mur e soprannominata Ago. Un legame, quello tra la città e l'arte, coltivato e promosso dal Festival Autunnale. Organizziamo molti eventi negli spazi pubblici. Personalmente, quando passeggio per la città, guardo le piazze, le vie, le considero sotto l'aspetto artistico e poi invito gli artisti affinché usino Graz come una sorta di palcoscenico. Abbiamo molti partner in città e costruiamo con loro una relazione viva, studiando una naturale continuazione degli eventi artistici in spazi commerciali, oppure creando negli alberghi nuovi progetti in collaborazione con gli artisti. E così, tra i protagonisti attivi della scena artistica cittadina, si conta anche il Grand Hotel Wisla, che da sempre ha come punto di forza dell'attività l'organizzazione di nuove iniziative. Tra le ultime, l'allestimento di una camera d'albergo con opere dell'artista britannico Banksy in occasione dell'apertura di una sua mostra in città. Das Hotel Wisla kam aus einer Zeit. La vocazione artistica dell'hotel risale alla sua fondazione a inizio secolo scorso, come si vede dal mosaico di Leopold Forstner installato alle mie spalle. Per noi l'arte non rappresenta la scelta di una nicchia di mercato, ma il proseguimento di una tradizione, e per questo vogliamo che i nostri ospiti possano entrare in contatto con l'arte, antica o moderna che sia. Auch mit der alten und mit der neuen Kunst konfrontiert sind. Stati scomparsi, stati che hanno fatto la storia nell'Europa centrale, in Adriatico, nel Mediterraneo e che ora non esistono più, stati di cui fare delle guide turistiche. Questo è il progetto creato da un gruppo di giovani giornalisti e ricercatori, un'idea all'inizio forse bizzarra che si è concretizzata in una raccolta fondi sul web a cui hanno partecipato più di 600 persone. Motore del progetto è Giovanni Vale, che abbiamo intervistato a Zagabria. Il progetto nasce un paio di anni fa dalla mia esperienza come autore di guide di viaggio. Io negli ultimi anni ho aggiornato delle guide sulla Croazia, sulla Slovenia, sul nord Italia per ad esempio il Touring Club italiano, Gallimard in Francia, e mi è nata insomma a un certo punto l'idea di fare guide di stati che non esistono più. Perché soprattutto in questa regione insomma, gli stati del passato come l'impero asburgico, la Repubblica di Venezia, l'impero ottomano hanno lasciato un'eredità che è molto presente al di là degli edifici, insomma, anche nella gastronomia e nella linguistica. E nel marzo del 2020 abbiamo fatto una campagna di crowdfunding, di raccolta fondi online, siamo riusciti a raccogliere 25.000 euro. Con quei soldi lì abbiamo fondato una startup culturale che è una piccola casa editrice e l'anno scorso è uscito il primo libro nell'estate che è La Repubblica di Venezia. Una guida scaltra, agile, pubblicata sia in italiano sia in inglese, che spiega quali sono le connessioni culturali che legano ad esempio un italiano di Brescia e Bergamo ad un croato di Spalato o a un greco di Creta o Corfù. La Repubblica di Venezia è innanzitutto una storia adriatica, no? Io sono friulano, vivo qui a Zagabria, mi sembrava un po' lo stato scomparso più vicino a me e con cui iniziare. È una storia che aiuta anche a capire le relazioni tra Italia e Croazia, tra Italia e Slovenia, insomma temi che sono spesso considerati scomodi anche per un giornalista. E quindi mi sembrava anche un bel modo di restituire a queste terre qualcosa che io ho ricevuto in questi anni. La seconda guida sarà dedicata all'impero asburgico. Chiara Mascarini è una giovane ricercatrice bolognese. L'impero asburgico ci serve da fil rouge per seguire lo sviluppo dei paesi tra il Sacro Romano Impero, l'impero austriaco e l'impero austro-ungarico. Ma il progetto di ESCO è anche un'indagine dell'identità europea e l'impero asburgico può essere ritenuto un precursore dell'identità europea. Ma chi ha partecipato alla raccolta fondi? Nostalgici della Serenissima e degli Asburgo? Chi sono queste persone?
persone che cercano il futuro, perché la nostra ricerca sta proprio nell'andare oltre i confini, oltre anche quei paradigmi mentali in cui siamo in un qualche modo fissati e riuscire ad oltrepassarli. Un futuro da costruire conoscendo il passato.